A conclusione delle giornate di Open Day, l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro offre un vero e proprio concerto di Natale, un momento per restare insieme, per condividere questo particolare momento della scuola e per saggiare anche gli alunni dell'indirizzo musicale e i loro strumenti. Sì, a conclusione delle 3 giornate di Open Day in cui l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro si è aperto al territorio, oggi c'è il concerto di Natale. Protagonisti assoluti saranno gli studenti e le studentesse dell'indirizzo musicale, un'orchestra scolastica formata da più di 70 elementi che ha avuto tanti prestigiosi riconoscimenti sia in campo regionale e nazionale. Proprio l'indirizzo musicale è una delle offerte formative dell'istituto. Sì, l'indirizzo musicale è un aspetto estremamente qualificante della nostra offerta formativa. Si studiano 4 strumenti, i docenti sono qualificati e io consiglio agli alunni futuri iscritti di scegliere questo percorso perché è altamente formativo e diventa anche un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. La musica, si sa, aggrega, dà gioia e ce n'è bisogno in questo particolare momento. Sì, la musica è un momento di condivisione e i nostri giovani, dopo tanto periodo di isolamento a causa della pandemia, hanno bisogno di questi momenti di condivisione, di amicizia, di gioia e di stare insieme. È sempre un momento bello la musica, l'aggregazione, soprattutto adesso, insomma, a Natale, dove tutti siamo più buoni. Assolutamente, l'orchestra è dal punto di vista educativo e formativo il momento sicuramente più importante per i ragazzi, perché è il momento in cui ognuno deve dare il proprio contributo, fare la propria parte, che è fondamentale per il successo di tutto l'insieme. Siamo all'inizio dell'anno scolastico e magari qualcuno è alle prime armi con lo strumento. Ci sono per esempio gli alunni di prima che sono appunto alla loro prima esperienza, ma devo dire che già sin da subito sono riusciti a integrarsi e già stanno dando il massimo delle loro possibilità e soprattutto già stanno capendo l'importanza di un momento di insieme, qual è appunto quello dell'orchestra e della musica di insieme. E il Natale sicuramente è l'occasione che noi in genere sfruttiamo proprio per insegnare loro qual è il valore non soltanto dal punto di vista strettamente musicale ma anche appunto educativo e sociale dello stare insieme e di dare ognuno il proprio contributo. Ma professore, mi scusi, è l'alunno che sceglie lo strumento o è lo strumento che piano piano si va avvicinando all'alunno? Diciamo è un insieme di tutte e due, ovviamente l'alunno viene captato dalla bellezza dello strumento e quindi poi sarà lui con le sue capacità a farlo proprio, quindi diciamo è un incontro. Prevalenza di pianoforte, violino, chitarra, ho visto anche tanti strumenti a fiato. Sì, diciamo che abbiamo una bella sezione di trombe, e soprattutto di percussioni anche, abbiamo un po' di percussioni. Possiamo dire una mega orchestra? Già è una mega orchestra, assolutamente sì, lo sentirete perché il suono sarà molto energico e dirompente, ecco.